compagnia di Alberto Piras, allenatore della Juniores, degli allievi del Lanusei. Allora, innanzitutto un giovanissimo allenatore che deve sopportare tanti ragazzi sì. di questa età non è facile, vero? No, è un grosso impegno, però lo faccio con piacere. Ecco, parliamo innanzitutto degli Juniors che partecipano al campionato regionale, un girone C molto impegnativo. Sì, un campionato duro, questo girone nord magari più tosto che quello di Cagliari, che da sempre è più tecnico, anche se comunque ci sono squadre ben organizzate che giocano anche a pallone qua. Ho avuto modo di notare, noi abbiamo avuto un po' di difficoltà iniziali, però certo. cercheremo di Voi tra l'altro avete chiesto, insomma, visto che la prima squadra è stata spostata di girone B, di giocare con le squadre del girone nord, no? Anche per... Assolutamente, per una questione logistica più che altro, perché veniva un po' male, ci sono ragazzi che studiano, escono da scuola, alla fine non si riesce ad arrivare magari nel Cagliaritano per le 3 all'inizio delle partite, quindi giusto per una questione logistica. Ecco, invece gli allievi, come allievi innanzitutto che classi avete? Allora, gli allievi un buon gruppo, sono 23 elementi, 93-94, c'è da lavorare, parte di questo gruppo hanno vinto anche il campionato anni fa con i giovanissimi, il campionato regionale. Più c'è qualche innesto. Siete addirittura andati alle finali nazionali, insomma. Sì. Una bella soddisfazione. Ecco, l'ultima cosa, il calcio di Astrino a livello giovanile, qual è, diciamo, la sua situazione? La situazione è questa, adesso noto che c'è una spaccatura tra i campionati provinciali e quelli regionali, perché levate quelle 3 squadre che partecipano ai campionati regionali, se non sbaglio Ierzo, Lanusei e Tortolì. Poi il campionato provinciale ho notato che, a parte il Barisardo, altre squadre sono poco organizzate. Livello molto basso. Molto basso, le partite finiscono 10-0, 8-0 e insomma non è a parermi un campionato dove si cresce tanto. Ho capito. Va bene, noi ringraziamo il mister Piras, in bocca al lupo sia alla squadra allievi che gli juniores in questo difficile campionato regionale. Speriamo, insomma, che portiate alto la bandiera del calcio di Astrino, se ne bisogna. Grazie. Assolutamente, a lei, arrivederci. Siamo in compagnia di Chico Frughieri al termine di questa vittoriosa partita della Nuorese, un risultato che dice tutto su come sono andate le cose. Bene, oggi una bella partita finalmente. Dopo la partita di Dorgali, dove non siamo stati, diciamo, non abbiamo fatto una grande partita, tra parentesi, dai. Oggi il secondo tempo bene, il primo tempo eravamo un po' contratti, anche perché abbiamo lavorato molto in settimana. Nel secondo tempo i campi hanno dato una scossa alla squadra, molto veloci, molto bravi nella circolazione della palla. Sì, lo facciamo spesso, questo di mettere dentro i più freschi, soprattutto i gemelli De Murtas, Bertocchi, che danno proprio un cambio di passo alla partita. Certo. Insomma, una bella vittoria, adesso pian piano vi state avvicinando alla vetta della classifica, avete battuto la Dorgalese, una delle favorite. Diciamo che adesso quali sono i rivali più pericolosi? Il Taloro? Il Taloro penso, ma anche la Dorgalese è una buona squadra. Poi c'è la Bittese, che teoricamente è prima in classifica, però ha 2 partite in più di noi. Quindi si dovranno fermare anche loro, come abbiamo fatto noi col Tavolaro e col Budone. Certo. Però anche Lanusei non è male, una squadra ben messa in campo. Diciamo che siete stati molto bravi voi. Noi dovevamo vincere, le partite in casa dobbiamo vincere se vogliamo fare un campionato di vertice. L'obiettivo è quello di vincere il campionato, chiaramente. Certo. Una rosa così di ragazzi, cercando magari di bissare il risultato della prima squadra. Speriamo, quello è più importante, perché l'obiettivo di tutti è quello del vincere il campionato di promozione. Poi. Ecco, dei ragazzi che tu hai, quali meritano di giocare in prima squadra, che hanno già trovato spazio? Quest'anno sta succedendo una cosa che non succedeva sicuramente gli anni scorsi. L'allenatore della prima squadra li visiona tutti, a turno vanno ad allenarsi con la prima squadra. Hanno già debuttato in Coppa Italia De Murtas, Gianpietro, Falchetto, Paolo Bua, Bertocchi si allena sempre con la prima squadra, Locche. Poi a turno andranno anche gli altri. Giuseppe Lado ha giocato in porta titolare in Coppa Italia. Più o meno siamo collegati molto, quest'anno sì. Stiamo facendo un buon lavoro, poi col mister della prima squadra viene a vederci, si informa. Molto importante, certo. Sì, insomma, i giovani sono sicuramente il futuro della Nuorese e tu hai la possibilità di farli crescere in modo migliore. Noi abbiamo impostato la Juniore su una base di 92 anche per avere continuità l'anno prossimo. Se guardi le nostre distinte
solo qualche volta abbiamo fatto giocare in 90 e nonostante ci siano dei 91 che giocano titolari in prima squadra come Pitta, Mameli, certo. Murgia, Giocatori ormai Pistis, conosciuti, che potrebbero certo. giocare anche in juniores, però la base della squadra è tutta di 92, due centrali difensivi, Locche e Sanna sono 92, Gianpietro De Murtas 92, Fa lo stesso. Certo, certo. Una buona squadra quest'anno, sì, c'è da lavorare perché... Assolutamente, ma diciamo che la materia prima è sicuramente di prima qualità. Sì, anche se c'è da molto lavorare con tutti ancora. Certo, certo. Poi sono tutti ragazzi che hanno fatto la scuola a calcio. E questo si vede come. Si vede, sì, sì. Anche se poi a noi questo campo ci penalizza molto. Assolutamente, non è facile giocare qui, molto sabbioso, certo. Sì, sì, sì. Bene, noi ringraziamo Chico Forghieri, un grande in bocca al lupo alla Nuorese, alla Juniores e ovviamente anche alla prima squadra che ne ha bisogno. Grazie Chico. Grazie a te.